Ma io sono felice anche perché dopo 3 mesi e mezzo sentire il Presidente del Consiglio che dice che questa è una mia partita, la seguirò di persona, per noi significa affrontare il tema in maniera molto muscolare e tonica. E il tema non è che uno deve stare con i lavoratori piuttosto che con la proprietà. Dobbiamo trovare una soluzione in maniera tale che l'unica via d'uscita non sia rappresentata dal fatto di togliere qualche centinaio di euro dalle buste paga già scarse dei lavoratori. L'anello debole della catena è il lavoratore e non è giusto scaricare tutti i problemi di un paese nel quale fare impresa è da eroi, con un 68,5% di tasse, e allora per questo motivo dico no ad accanirsi contro i lavoratori, ma troviamo piuttosto una soluzione tutti assieme. Lo so che è una provocazione. Zanonato viene, sembra previsto per sabato, sul territorio trevigiano, incontrerà probabilmente anche i lavoratori, gli amministratori, forse doveva farlo prima. Ma guardi, cioè, io non tengo l'agenda del Ministro e non mi occupo degli impegni del Ministro. Fa bene a farlo, penso che i lavoratori lo aspetteranno a braccia aperte, anche coscienti del fatto che comunque il governo ha iniziato a muoversi, meglio tardi che mai, no? C'è una terza via tra stipendi polacchi o chiusura? Beh, la terza via c'è, noi abbiamo una tassazione media del 68,5% contro una media europea del 46%, e possiamo lavorare sul cuneo fiscale, quindi fare in modo che oggi lo stipendio vale 1,5 volte in più rispetto a quello che il lavoratore percepisce, cioè un lavoratore che percepisce 1.000 euro costa all'azienda almeno 2.500 euro. Noi sappiamo che questi costi si traducono poi in pressione fiscale, si traducono anche in mancanza di competitività. Bisogna fare in modo di finanziare il cuneo fiscale, bisogna fare in modo di finanziare l'abbassamento delle tasse. Questo è quello che dobbiamo fare, non c'è altro da inventare e gli strumenti ci sono perché a livello nazionale si possono fare delle scelte strategiche.